amiche della Finestra sulla Sicilia ci troviamo in compagnia del professor Antonino Russo, che ci ha intrattenuto nelle precedenti puntate spiegandoci origine e etimologia di parole, detti, proverbi siciliani. Quest'oggi risponderemo a delle richieste che ci sono pervenute sulla pagina del blog e vediamo un po' di soddisfare quelle che erano le curiosità. Sì, la prima di queste richieste era spiegare l'origine e il significato di Ciccara Buffa Cassaro Cassaro, che poi successivamente diventò Assecutare a Buffa Cassaro Cassaro. Intanto, che cos'era il cassaro e che cos'era la buffa? La buffa è il rospo in siciliano e un cassaro era, fino alla generazione di mio padre, che così lo chiamava, quel tratto dell'attuale corso Vittorio Emanuele che va da Piazza Indipendenza a Piazza Vigliena, cioè ai quattro canti. Quindi Ciccara Buffa Cassaro Cassaro, che significava cercare il rospo sul cassaro, andare o inseguirlo sul cassaro, cercare sul cassaro, ma sul cassaro non ci poteva essere il rospo. Perché non ci poteva essere il rospo? Perché i rospi si trovavano a pochissima distanza dal cassaro, ed esattamente nel fiume Chemonia, che era a 2 passi di là. Quindi era una cosa un po', diciamo, fuori dal... Che era a 2 passi di là. Quindi chi cercava a Buffa Cassaro Cassaro faceva una ricerca vana e sprecava inutilmente energie, perché se voleva trovare il rospo doveva cercarlo, ecco, sulle rive, sugli argini del torrente Chemonia, che scorreva prima che fosse sotterrato è fatto confluire dentro un canale dal Senato palermitano, scorreva lungo l'asse viario via Porta di Castro, via Calderai. Via Calderai. Quindi, ecco, come vedi, Michela, via Porta di Castro e via Calderai sono accanto, proprio a 2 passi dal Cassaro. È una metafora. Così come appunto cercare un rospo nel cassaro è fatica vana, persa, una cosa stupida, inconcludente e che non arriva a nulla, così allo stesso modo è pretendere denaro dato in prestito a chi non te lo restituirà mai. Infatti è una metafora che si usava per denaro prestato ad uno che non l'avrebbe mai più restituito. Un modo per dire levaci ogni speranza. Sì, è come cercare a Buffa no Cassaro, perché a Buffa no Cassaro non la trovi mai, perché a Buffa è nel Chemonia vicino. È un detto che risale certamente non in questa veste linguistica moderna, ma evidentemente con varianti 400 e 500esche nel lessico, dal punto di vista lessicale. È una cosa risalente a quando ancora il Chemonia era scoperto. Il Chemonia scorreva. Per questo il detto si parla di rospo. Ciccare a Buffa Cassaro Cassaro, perché il fiume era ancora vivo. Era lì vicino. Era lì vicino. Meravigliosa. Diciamo inutili rimostranze, cercare di rimediare cose irrimediabili, ecco, si usa per questo. Ecco, c'erette tu immesso e ora va ciccare a Buffa Cassaro Cassaro. Meraviglioso. C'era un altro detto che ci chiedevano, che era curri curri caccata aspetto. Sì, questo è facile, non c'è bisogno di riandare nella storia, è facile. È, diciamo, un modo di dire che allude ad un regolamento di conti non cruento, evidentemente. Come dire, ecco, ti faccio un esempio. Ecco, io ti letti insomma, un consiglio assennato. Tu facesti la tua testa, prima o poi va sbattate sul muro e vedrai che tornerà da me e mi dirai: Nino, avevi ragione. Quindi curri quanto vuoi, caccata aspetta. Cioè il tempo mi darà ragione.
Ecco, il tempo dimostrerà che tu eri nel torto e non lo sapevi, non te ne eri accorto, ed io avevo ragione. Sai bene o male a quale periodo potrebbe farsi risalire? No, questo è il modo di dire, curre quanto vuoi cada aspetto, secondo me è antichissimo, più antico del primo, sì. Perché è universale questo, cioè non ha bisogno di riferimenti storici, curre quanto vuoi cada aspetto, perché è come dire, vabbè, il tempo mi darà ragione, ma e questo lo dice già, come dire, il serpente che tentò Eva. Ecco, quindi addirittura arriviamo ai tempi biblici. Bene, spero che insomma le risposte che ci ha illustrato il professore Russo siano state di vostro gradimento. Noi vi aspettiamo e ci auguriamo che ci seguiate anche nelle prossime puntate. Aspettiamo che ci inviate quelle che sono le vostre curiosità e il professore Russo continuerà a soddisfarle. Alla prossima!